Sindaco, un bilancio di questo evento l'abbiamo sentita un po' emozionata, ma non era l'unico. Molto emozionato, un bilancio penso positivo, Agrigento se lo merita, i miei concittadini se lo meritano. Abbiamo avuto la visita del presidente Sergio Mattarella, il ministro della cultura Giuli, un evento unico, irripetibile per la nostra città, dobbiamo andare avanti e buon 2025. Presidente, allora è andata un consuntivo di questa manifestazione, oggi ne abbiamo visti tutti, dell'evento, erano tutti emozionati per la presenza di Mattarella, anche per questo. Eravamo tutti emozionati, siamo tutti felici, oggi è la dimostrazione che siamo tutti insieme a lavorare d'accordo per raggiungere un obiettivo che riguarda Agrigento e tutto il territorio. Emozionato l'abbiamo vista, era un po' emozionato, forse diciamo l'insieme del presidente Mattarella. Sicuramente è stata una grande emozione per il Presidente della Repubblica qui su questo palco, in una città che amo tantissimo. La Sicilia è una terra incredibile, unica, e quindi emozioni a non finire per Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Una grandissima emozione, un grande orgoglio presentare il Presidente della Repubblica Mattarella, ma anche un luogo così meraviglioso, pieno di storia, di cultura, di tradizioni, di bellezze naturalistiche e artistiche, e poi in una cornice splendida come quella del Teatro Luigi Pirandello. Sarà un grande anno quello di Agrigento, capitale della cultura, quindi facciamo l'in bocca al lupo alla città. Oggi si apre questo sipario su una città meravigliosa che rappresenta migliaia di anni di storia. In questo momento, così come ha detto il Presidente Mattarella, è un momento per il passato, per ricordare quello che siamo stati, per il presente e per il futuro, ed è un momento che abbraccia tutta la provincia, non soltanto Agrigento. Ogni nostro comune ha una peculiarità che deve essere incastonata in questa, in questa cornice ancora più vasta, più bella, che è rappresentata da Agrigento. Sarà sicuramente un anno intenso di eventi. L'auspicio è che arrivi in questa valle, in questo territorio, in questa provincia, tanta gente, non solo dal nord e dal centro del nostro paese, ma anche fuori dall'Italia. E allora ognuno di noi, ogni comune, ogni piccolo territorio ha il dovere di promuovere le bellezze del proprio luogo, e allora nel mio caso Montevago per Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Sì, è andata benissimo, siamo veramente contenti anche per le parole del Presidente, perché sono state parole di grandissimo affetto e vicinanza ad Agrigento. Bell'uomo, una giornata bella che dà il via alla capitale della cultura 25? Sicuramente un evento sobrio, ben riuscito e ben collegato, che è di buon auspicio per questa Agrigento, capitale della cultura. Non è la mia, penso che sia una valutazione positiva, la città ha risposto bene, diciamo che la presenza oggi del Presidente Mattarella è una presenza importante e significativa. L'auspicio che in questo anno questa città possa offrire e possa dare il meglio, quindi oggi è un giorno di festa, lasciamo dietro tutte le polemiche, augurandoci che questa città possa ritornare allo splendore che gli antichi greci ci hanno lasciato. Allora, oggi finalmente abbiamo inaugurato l'anno di Agrigento 2025, una grande manifestazione che, seppur nella sua sobrietà, ha lasciato un segno sicuramente, soprattutto nelle parole che ha detto il Presidente della Repubblica. Adesso basta le polemiche, dobbiamo lavorare per la città, perché dobbiamo portare tanti turisti, tanti visitatori in questa città, perché questa è anche un'occasione per smuovere un po' l'economia di questa città. Quindi lasciamo da parte le polemiche, che ben vengano le critiche, però guardiamo all'interesse complessivo della nostra città e del nostro territorio. Il Gallo presente oggi a questa accoglienza, la visita di Mattarella? Sì, oggi siamo stati protagonisti ed è stata veramente un'esperienza eccezionale. I ragazzi hanno dato il meglio di sé, cercando di contribuire al successo di questo incontro che è stato sicuramente
molto importante che lascerà un segno nel nostro ricordo come momento di intensa partecipazione alla vita della città. È stata un'esperienza bellissima conoscere da vicino, avere questa bella opportunità il nostro Presidente. Spero veramente che si risvegli nel cuore di ciascuno di noi e delle nostre scuole una voglia di partecipare attivamente a questo che sarà un anno eccezionale per la nostra città. Oggi noi come scuola del Niccolò Gallo abbiamo effettuato il servizio di accoglienza per il Presidente della Repubblica. È stata un'esperienza unica e rara, ringraziamo la nostra preside che ci ha fatto partecipare e le nostre professoresse. È sicuramente un'esperienza che ricorderemo per sempre e che è stata molto ma molto entusiasmante.